Cari telespettatori youtubisti, buongiorno, vi parla Renato De Paoli dalle isole sparse della Venetia. Oggi abbiamo una notizia che ci giunge direttamente da Giuliana Dolcese della Villa dei Vescovi. Gesto antidemocratico sconcertante del FAI di Padova. 8 settembre. Gesto sconcertante e inqualificabile del FAI di Padova. Il FAI delegazione di Padova nega la replica al professor Giuliano Pisani, presidente della Commissione Cultura del Comune di Padova, e cancella il post con la sua replica al consigliere dei Colle Euganei Sandon. Replica pubblica sul Gazzettino e postata da una iscritta Barbara Dolfin sul gruppo di Facebook Delegazione FAI Padova. Gesti inqualificabili ed oltre che se non vedessero coi propri occhi non si crederebbero possibili. Gesti simili suscitano sconcerto e indignazione nei confronti del FAI di Padova e non solo, ma nei confronti di tutto il FAI. Quale rispetto ha il FAI verso i rappresentanti delle istituzioni cittadine come la Commissione Cultura del Comune di Padova e verso la cultura di cui si fa tanto paladina? Gesto antidemocratico sconcertante. Verifica sul gruppo connettendosi al link FAI Delegazione di Padova.